play-off del campionato Primavera 4, Girone A. Al comunale Polirone di San Benedetto Po si affrontano il Mantova e la Virtus Verona. Dirige l'incontro il signor Mazzoni di Prato, coadiuvato dai signori Hader e Della Mea. Quarto ufficiale il signor Nigro. La gara si prospetta ad alta intensità per la posta in palio. È stata una regular season impegnativa e le finaliste giungono a questo confronto con le giuste aspettative. Parte subito forte il Mantova che al primo minuto impegna Ficelli con un tiro di Zago. Risponde Ionita per la Virtus. Zago perforante che calcia, Ficelli blocca terra. All'ottavo la Virtus segna con Oye, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. All'11° il vantaggio del Mantova. Zaniboni recupera una palla e scappa sul fondo. Cross al centro respinto dalla difesa e Sanseverino di controbalzo col sinistro piazza la sfera in rete. 1-0. Passano 2 minuti e la Virtus pareggia. Punizione da oltre 25 metri di Saccomani, la sfera rimbalza per terra e si infila a fil di palo. 1-1. Il Mantova prova a reagire e Del Bar mette alla prova i riflessi di Ficelli che respinge la conclusione. Poi Antolini a provarci da fuori area. Ci riprova da dentro i 16 metri, ma Stamboglio in scivolata respinge. Quando sembrava avviarsi al riposo senza sussulti, il Mantova trova il guizzo e si riporta in vantaggio. Zago pesca Zaniboni in area che anticipa Ficelli e segna 2-0. All'inizio del secondo tempo Mister Recenti fa 3 cambi. Dentro Ciaban, Ferrarese e Oni, che si rende subito pericoloso al quarto con un tiro al lato di poco. Un minuto dopo Oye affonda sulla destra. Cross al centro e Oni non ci arriva per pochi centimetri. Risponde il Mantova con un'azione veloce in contropiede che mette Zaniboni in condizione di entrare in aria e calciare. Ficelli si distende e devia in angolo. Sanseverino si invola sulla fascia, entra in aria e serve al centro la corrente Zago che calcia sopra la traversa. Al 12° Zago crossa in area. Sanseverino anticipa Ficelli mandando la sfera sul fondo. I due calciatori si scontrano, per l'arbitro e calcio di rigore. Alla battuta va Del Bar. Tiro centrale e Ficelli riesce a respingere con la gamba. Sulla ribattuta Del Bar manda alto. La dura legge del calcio, gol sbagliato, gol subito. Oni raccoglie un difettoso retropassaggio ed anticipa l'uscita di Lorenzini. Dal contatto l'arbitro fischia il calcio di rigore. Non è rosso perché sulla traiettoria c'è Leardini e in questi casi il giallo viene derubricato. Sul dischetto si presenta Capitan Saccomani che spiazza il portiere e firma la sua doppietta. 2-2. Il Mantova si riversa in attacco alla ricerca del nuovo sorpasso e lo sfioro con Minesi che colpisce in pieno la traversa su calcio di punizione dal limite. Nel recupero la Virtus si lancia 2 volte in contropiede con Ferrarese, ma in entrambe le occasioni la difesa del Mantova è attenta. Ed ora la parola dagli allenatori. Un uomo con tanta esperienza come lei sicuramente avrà visto tante di quelle partite che capitano, gli episodi che condizionano la gara, un rigore parato e un rigore segnato e così diciamo c'è stato il cambio di equilibrio nella partita. Sì, è chiaro che nel calcio poi gli episodi fanno la differenza. Noi abbiamo commesso 3 errori, il primo sul primo loro gol, il rigore, più che il rigore sul secondo che mi sembra anche un po' dubbio, l'errore sullo scarico dietro. Ed è chiaro che quando a squadre comunque brave come la Virtus Verona concedi questo tipo di errori, è chiaro che poi dopo diventa difficoltoso.
Però dai, diciamo che la prestazione comunque è stata molto positiva. La partita i ragazzi l'hanno fatta, magari il risultato non era quello che meritavamo, però dobbiamo accettare anche il campo e dobbiamo prepararci bene questa settimana e provare a fare una gran partita lì a Verona. Una squadra molto giovane, ha messo in campo sicuramente le sue indicazioni, quelli di giocare la palla a terra, essendo una squadra anche molto tecnica, però non è bastato per diciamo, ottenere quello che si era prefisso. Sì, sì, noi chiaramente non possiamo giocarcela con loro sulla fisicità perché è normale che ne hanno più di noi e siamo bravi a fare altre cose, a tenere la palla per terra, a cercare di trovare. Magari potevamo riempire un po' più l'area in alcune situazioni, potevamo fare qualche scelta migliore negli ultimi 30 metri, ma questo sta anche un po' nella partita, ecco, sì, che non è quello secondo me la cosa che la prestazione era fatta. Dovevamo essere, ripeto, perfetti in tutto o comunque limitare gli errori. Mi spiace ecco, perché sui 2 gol loro abbiamo concesso situazioni che potevamo evitare, però ripeto, ci sta, sono ragazzi, ci sta anche l'errore. Allora ci rivediamo sabato prossimo. Sì, sicuramente. Grazie mister. Una bella partita, molto intensa, si è giocato veramente a calcio oggi e credo che lei sicuramente sarà molto soddisfatto. Episodi che hanno caratterizzato diciamo, le reti sono stati quelli, diciamo, gli elementi che hanno portato alla segnatura dei gol. La sua squadra però ha saputo reagire e trovare il bandolo della matassa per portare via un pareggio. Sì, abbiamo saputo reagire, abbiamo fatto una reazione di testa importante che la può fare solo una squadra che ha fatto un lavoro mentale importante. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo saputo riordinarci a fine primo tempo e poi nel secondo tempo riuscire a pareggiare, avere delle occasioni, le hanno avute anche loro e hanno sbagliato il rigore, anzi l'ha parato Ficeli molto bene e quindi situazioni, potevamo fare ancora un gol alla fine con una situazione, hanno preso la traversa loro, è stata una bella partita. Ci sarà da prepararsi per bene per il ritorno, sicuramente il morale è abbastanza buono e bisognerà insomma, trovare la stessa strada e soprattutto continuare con la prestazione così come è venuta oggi. Dobbiamo continuare con quello che sappiamo fare, che è giocare a calcio e oggi quando l'abbiamo fatto è uscito il nostro calcio, quando dobbiamo capire questo, dobbiamo proseguire in questa direzione e dobbiamo far sì che quello che abbiamo fatto nel secondo tempo lo portiamo dentro al primo minuto. Tutti bravi i suoi ragazzi, ma sicuramente un complimento extra per Ficeli che non solo ha parato il rigore ma ha fatto anche un paio di interventi veramente importanti. E sta facendo quello che è il suo percorso durante la stagione di crescita. Oggi ha fatto una partita importante, ha fatto bene, ha parato il rigore, ma oltre a quello, come hai detto tu, ha fatto una bella prestazione. Ci vediamo sabato prossimo. A sabato prossimo. Risultato finale: Mantova 2, Virtus Verona 2.